Per la prima volta a Napoli abbiamo questa mostra che vede in esposizione 50 modelli differenti di robot, tutti di ultima generazione, provenienti da tutto il mondo, ed è una mostra che ha come scopo ludico e didattico, in quanto abbiamo sì dei robot pensati principalmente per l'intrattenimento, ma abbiamo anche tantissimi robot che possono svolgere diverse funzionalità nella vita di tutti i giorni, aiutare le persone, aiutare i disabili. Abbiamo Kiki, che è un robot che parla con noi, possiamo farle delle domande e che viene applicata in alcuni paesi diciamo d'Europa già in alcuni ambiti lavorativi. Ad esempio Kiki può svolgere il lavoro di commessa senza nessun tipo di problema. Di qui invece abbiamo Pepper. Pepper è un piccolo umano e oggi si può incontrare negli aeroporti internazionali più importanti d'Europa come steward di benvenuto per i passeggeri. Ad esempio quello che vedete qui, il pesce Miro, è un robot che sostanzialmente può sembrare un giocattolo, ma in realtà ha una tecnologia molto all'avanguardia. Viene innanzitutto utilizzato sott'acqua ed è uno dei primissimi robot che può essere immerso anche ad alta profondità, e ha delle telecamere che permettono di studiare quello che è il fondale marino, laddove noi non potremmo mai arrivare. Molti di questi robot vengono già utilizzati in diversi ambiti professionali. Abbiamo infatti una partnership con la Federico II che porta qui il suo laboratorio di robotica, laddove praticamente si sta studiando la chirurgia robotica, quindi ad esempio delle piccole mani robot che possono intervenire su interventi altamente specializzati di microchirurgia, dove una mano di un essere umano è ancora troppo grande per poter realizzare degli interventi puliti. È uno strumento incredibile che noi possiamo mettere a servizio della comunità, soprattutto delle persone più fragili, tipo i bambini, i disabili, gli anziani. Immaginiamo come questi robot possono far parte della nostra vita quotidiana, di come possono aiutare per esempio l'interazione di bambini autistici ad essere più tranquilli. Immaginiamo come il robot possa essere codificato proprio per non creare degli sbalzi di umore e di accompagnamento alle persone che hanno una serie di disabilità. L'innovazione deve far parte della nostra città, deve far parte della nostra comunità, è uno strumento immenso che noi abbiamo per essere all'avanguardia, e per questo io sono qui oggi, proprio perché dobbiamo costruire nuove strade. Dunque, la Federico II ha dato il patrocinio scientifico all'iniziativa anche da un punto di vista culturale, perché in realtà diciamo, questa tecnologia, per quanto avanzata o sofisticata possa essere, ha bisogno di essere accettata dal grande pubblico. Finora i robot sono stati utilizzati fondamentalmente a scopi terapeutici, cioè per l'assistenza ai bambini, l'assistenza agli anziani. Ma un domani noi avremo dei personal robot alla stessa stregua di come negli anni '80 abbiamo avuto il PC, il personal computer, e ora abbiamo tutta la tecnologia, quella diciamo, di cui non possiamo fare a meno. Questa tecnologia, il sogno di sviluppare il personal robot, muove i passi proprio dai livelli, dalle scuole. E infatti la robotica, pur essendo insegnata in corsi specialistici, viene portata nelle scuole elementari, nelle scuole medie. È un grandissimo veicolo di socializzazione. Ciò nonostante, i millennials ora, cioè i ragazzi che sono nati nel XXI secolo, quindi nel terzo millennio, hanno un approccio verso la tecnologia molto più intuitivo, nel senso che un ragazzo prende uno di questi oggetti senza conoscere il manuale e riesce a capire come funziona. Siamo in una fase in cui un domani potrà prendere un robot di cui non sa niente come funziona, lo accende, inizia a utilizzarlo e in maniera intuitiva. Quindi è questo concetto di plug and play, di immediatezza, su cui c'è il contributo nostro, tecnico-tecnologico, però c'è il contributo degli insegnanti delle scuole oppure degli organizzatori di manifestazioni tipo queste, che contribuiscono alla divulgazione e avvicinare questa tecnologia, che non è solo da un punto di vista ludico, perché alcuni di questi setup sono molto divertenti per i ragazzi da interagire, però in realtà c'è una funzione sociale.